Un ufficio per l'accoglienza pastorale delle persone separate. Lo ha aperto l'Arcidiocesi di Genova nell'ufficio pastorale familiare. Il servizio accoglie innanzitutto per ascoltare, per avvicinarsi alle persone che si ritrovano a vivere l'esperienza del fallimento del matrimonio, prendendosi cura di esse e accompagnandole nel discernimento sulla verità della loro condizione, fino a considerare eventualmente la richiesta di nullità del proprio matrimonio. È una iniziativa che attua un desiderio esplicito di Papa Francesco contenuto nei motu proprio Amoris Laetitia e Mitis Iudex. Le caratteristiche di questo servizio sono state descritte da Monsignor Paolo Rigon nella relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Tribunale Ecclesiastico della Liguria. Monsignor Rigon ha proprio fatto la relazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario su questo servizio di accoglienza, quindi ha proprio spiegato nel dettaglio di cosa si tratta, rimandando ovviamente ai testi, ai documenti del Papa, nei quali il Papa appunto chiede di istituire questo ufficio. Nel 2018 al Tribunale Ecclesiastico Ligure, che è a servizio delle diocesi di Genova, Chiavari, La Spezia Brugnato Sarzana, Savonanoli, Tortona, Albenga e Imperia, sono entrate 114 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale, una trentina di cause in meno rispetto al 2017. Nel 2018 sono giunte a termine 146 cause di nullità. Le cause di nullità trovano di fatto un'accelerazione e si concludono già ora entro l'anno laddove non sopraggiungano particolari difficoltà. E sono in calo perché ci si sposa sempre meno e perché una banalizzazione dell'esperienza del matrimonio porta a non avvertire il disagio della separazione, ma anche perché sul piano pastorale si avvertiva l'esigenza di una maggiore prossimità a chi vive situazioni di difficoltà. Il Papa ha proprio chiesto che in ogni diocesi venisse istituito questo servizio che è proprio per accogliere le persone separate, sia intenzionate a fare eventualmente una causa di nullità, ma comunque per ricevere delle prime informazioni e in vista di eventuali scelte sia appunto di dichiarazione di nullità che altri percorsi. Si può telefonare al numero 338 119 5866 e prendere un appuntamento presso l'ufficio famiglia della Curia Arcivescovile di Genova. Si riceve il lunedì dalle 14:30 alle 16:30 e il mercoledì dalle 9 alle 12.